Preside, ecco, la nuova circolare del Ministro sugli esami di Stato ha suscitato tanto scalpore e tante proteste da parte degli alunni. Ecco, voi come dirigenti scolastici come vi comporterete? Noi attenderemo giustamente la circolare, quella che uscirà da parte del Ministero, per ora c'è un momento di riflessione su come deve uscire questa circolare. Per 2 anni ci sono stati esami un po', diciamo, secondo anche gli studiosi, un po' più chiusi, un po' ristretti rispetto al passato. Realmente ancora abbiamo avuto un anno dove è stato difficile fare l'alternanza scuola-lavoro, un anno dove i nostri ragazzi hanno fatto qualche giorno di didattica a distanza, ma la didattica a distanza, diciamo, per i ragazzi è stata anche un momento di capire che c'è un'altra forma di poter apprendere. Diciamo che è un momento pandemico, quindi non durerà per sempre. I ragazzi contestano il fatto di dover affrontare 2 scritti, contestano il fatto, ma lo contestano perché questi 2 anni li abbiamo vissuti, diciamo non con la scuola, con la socialità, la relazionalità, tutto quello che c'è. Però noi ci adegueremo alle circolari ministeriali che arriveranno e faremo in modo che dentro le classi si capirà che è un momento per uscire da quella forma di ristrettezza che c'era stata e che poteva sembrare una ristrettezza culturale, una riduzione della cultura, per dare il meglio di noi stessi, perché anche con la didattica a distanza i ragazzi hanno appreso, sono consapevoli che è stato un periodo difficile della loro vita, che rimarrà nel loro vissuto, ma che supereranno alla grande come supereranno alla grande gli esami di Stato.